I padovani spenderanno oltre 30 milioni di euro per la Pasqua e la Pasquetta. I pranzi in famiglia, a casa e al ristorante saranno la voce di spesa maggiore, 27 milioni, quasi uguale al periodo pre-Covid. Sono stime della Confesercenti, così suddivise. 6 milioni per dolci e uova di cioccolato, più 5%, 15 milioni 750 mila euro per il pranzo di Pasqua a casa, più 5%, sempre rispetto al 2019, 5 milioni e 150 mila euro per il pranzo fuori casa, con un significativo calo del 7%. Chi vorrà pranzare al ristorante troverà un listino rincarato in media del 10%, anche se alcune materie prime hanno subito rincari del 25%. Più intelligenti, secondo il mio punto di vista, hanno già cominciato a prenotare ancora dalla settimana scorsa perché vogliono essere sicuri di avere un prodotto valido al 100%. Con questo continuo a ribadire che anche quest'anno sarà una Pasqua, forse all'insegna del consumismo, comunque la gente lo fa in maniera molto più oculata, nel senso che rispetto agli altri anni dove c'era l'euforia di fare le spese, quest'anno è leggermente più tranquilla o quantomeno più attenta a come spende i soldi, dove spende i soldi, anche perché devono fare i conti con tutto quello che c'è al giorno d'oggi. Il padovano del centro per il pranzo di Pasqua va sul classico. In macelleria molto richiesti sono sempre agnelli, capretti e vitello arrosto. Ma sotto il salone, tra le tante macellerie e salumerie, c'è spazio anche per tartar di verdure e legumi e sformati vegetariani di tutti i tipi e grandezze. Tornando alla tradizione, le associazioni di categoria rilevano la crescita dal 10 al 15% dei prezzi delle colombe, soprattutto di quelle artigianali, stabili quelli delle uova di cioccolato.